L'Acragas ha perso ieri l'occasione per allungare le prestazioni positive che si fermano a 5. Malgrado la sconfitta però sono arrivati i risultati delle altre squadre come il pareggio tra il Monopoli e il Melfi, un risultato questo che aiuta l'Acragas ma l'attenzione deve rimanere altissima. L'esperienza di Reginaldo ieri ha fatto la differenza ma anche l'arbitro per la verità ci ha messo del suo. Il 2-1 è arrivato purtroppo quando non c'era più tempo per poter sperare. Forse ad incidere è stato anche il turno infrasettimanale del campionato. L'Acragas di ieri non è stata la squadra che si è vista nelle ultime gare, compresa quella di Messina. Con la Paganese si è sbagliato troppo e gli errori alla fine si pagano. Anche le sostituzioni ieri non sono riuscite a far cambiare musica. A pesare, tra l'altro, è anche l'ammonizione di Luca Palmiero, il quale, diffidato, salterà la prossima con la Casertana in programma sabato. Vero è che la classifica torna a preoccupare, ma quello che interessa è non lasciarsi prendere dall'ansia. Se l'Acragas è riuscita a regalare momenti di grande entusiasmo, vuol dire che c'è e serve dimostrarlo soprattutto adesso. Mister, una partita persa, però sono tanti i fattori per cui la squadra è un po' andata in affaticamento, 3 partite giocate consecutivamente in una settimana, il rigore magari forse un po' troppo generoso, però alla fine si è visto che la squadra ci ha creduto, tant'è vero che all'ultimo Salvemini ha anche segnato il gol. Ma purtroppo abbiamo perso la partita che secondo me era una partita che oggi dovevamo interpretare in maniera diversa, probabilmente avrò sbagliato io determinate cose, me ne assumo io le responsabilità, io voglio che i ragazzi siano tranquilli e sereni e continuino a lavorare come hanno fatto. Oggi tutti quanti ci aspettavamo di fare una partita che è importante, non ci siamo riusciti e la colpa è probabilmente mia. Perché? Perché lei si assume la responsabilità? Perché probabilmente ho pensato di giocare nella stessa maniera, ho messo dei giocatori al centrocampo, Coppola, e magari ho fatto giocare Mileto che ha fatto bene e probabilmente non sono riuscito a dare quegli input, quelle che magari in altre partite sono riuscito a dare. Ecco, a 4 partite dalla fine come si imposterà ora queste ultime 4 partite che determineranno chiaramente? Dobbiamo cercare di vincere sabato. E domani abbiamo aiutato una mezza giornata di riposo perché dobbiamo ricaricarci, ci presentiamo martedì, da martedì l'unico obiettivo nostro è la Casertana. Dopo la vittoria con il Fondi il nostro campionato cambiava, gli obiettivi cambiavano e quindi è stata una vittoria importante, venivamo da 3 partite in una settimana, insomma come un po' tutte le squadre abbiamo cercato di fare un turnover importante e sono contento, siamo contenti per la prestazione perché penso che è stata una vittoria ampiamente meritata contro un'ottima squadra che ha messo in difficoltà tante squadre, una squadra viva, una squadra che negli ultimi tempi ha fatto veramente cose importanti.